Devo dire che nel momento in cui ci si è chiesti se si doveva rimettersi in gioco per questo terzo mandato, abbiamo ascoltato la passione, abbiamo ascoltato la voglia di fare ancora qualcosa di buono, qualcosa di fatto bene per un movimento che è in continua crescita e che ci dà grandi soddisfazioni. C'era qualcuno, che è Margaret Thatcher, che ha detto che se vuoi in politica, se vuoi far dire qualcosa a qualcuno, lo devi far dire a un uomo, se la vuoi far fare a qualcuno, lo devi fare a una donna. Per cui questo era il nostro desiderio, cioè di inserire qualcuno che fa il grosso del movimento in provincia, che sono proprio le donne. Noi abbiamo spinto affinché Roberto Maso, che ha riassunto la carica di vicepresidente regionale fino ad oggi, potesse mettersi in gioco anche per fare il presidente regionale. Lui ha accettato questa proposta e noi siamo ben felici perché, avendolo conosciuto nell'attività di presidente provinciale, sappiamo cosa è in grado di esprimere questa persona in termini di autorevolezza e di grande competenza anche in un alto livello. A Vicenza, con la ricandidatura di Davide, penso che sia la riconferma del lavoro fatto in questi anni, un lavoro fatto egregiamente, visti anche i numeri dell'incremento dell'attività e dei tesserati, ma anche un lavoro fatto in perfetta sintonia col comitato regionale. È una nuova avventura, il 2 dicembre avremo le elezioni regionali, prenderò il testimone da Adriano Bilato, un testimone che è anche importante, impegnativo, però la mia disponibilità c'è, la voglia anche, e credo che la squadra pure. Sì, la prima volta di un candidato vicentino, questo mi fa onore a me, ma fa onore anche alla mia provincia, e credo che Vicenza possa dire la sua tranquillamente a livello regionale.